La fondazione è nata a seguito di un lascito testamentario nel 1971. Quando l'ultima delle contesse, la contessa Giuditta de' Claricini, per lascito testamentario, a seguito di suo decesso, donò tutte le sue proprietà a una nascente fondazione. È stata un'eredità importante e oggi possiamo anche, come dire, godere di questo lascito. Abbiamo investito notevoli risorse nel riportare questo giardino storico, il giardino all'inglese, il Brolo e altre parti della proprietà a uno splendore che oggi potremo anche vedere attraverso quegli occhi del visitatore che viene a vedere la mostra Mascherini. Gioia di vivere è un'espressione che è legata a una delle iconografie tipiche del maestro. Molte sculture, molte opere su carta, che si possono vedere anche in questa mostra, hanno questo titolo nella carriera di Mascherini, in diversi momenti della sua carriera, per cui vediamo appunto come questa gioia di vivere assuma diverse facce, diversi volti, diversi tipi di emozioni, da quella più composta a quella più sfrenata e gioiosa. Il giardino è, diciamo, una delle vedenze monumentali più importanti della villa, uno dei più bei giardini della regione e quindi è molto interessante vedere come l'architettura antica dialoghi con la scultura del Novecento. Più volte è capitato questo dialogo che alcuni possono pensare che sia uno scontro, in realtà è un incontro vero e proprio. Al di fuori di questa limonaia dove stiamo parlando noi oggi, ci sono le panchine storiche della villa, su una di queste panchine si è posizionato la terra, che appunto ha trovato una collocazione incredibile proprio perché sembra appunto che sia sempre stata lì. L'associazione nasce per volere della famiglia, alla morte, successivamente alla morte dello scultore. Lo scopo principale dell'attività è quello di studiare la sua opera e di andare a fondo dell'immensa attività che ha svolto. Una decina di sculture sono collocate proprio nel giardino, quindi a contatto con il verde che le circonda. E quindi io spero che il visitatore di fronte a quest'opera provi delle emozioni e provi anche dei sentimenti e forse una riflessione.